ucraino, la guerra ormai alle porte, la preoccupazione del governatore Zaia, spero ancora nella mediazione, non abbiamo bisogno di una guerra nel cuore dell'Europa e non la vogliamo vedere. Le sanzioni alla Russia, i costi di energia e materie prime, l'escalation preoccupa anche il mondo economico veneto, i due paesi sono partner commerciali strategici per le nostre aziende. Rinviato a giudizio il pensionato di paese Sergio Miglioranza, accusato di aver appiccato l'incendio della sua abitazione per uccidere la moglie e l'amica che era con lei e riscuotere l'assicurazione da quasi €1 milione. I 2 anni del Covid, dopo i casi di voto, toccò la provincia di Venezia con i contagi a Venezia e Mira. Accadeva proprio il 22 febbraio, tra i primi provvedimenti la sospensione del Carnevale di Venezia. Per la quarta dose è meglio attendere, le parole del professor Giorgio Palù, presidente AIFA, ieri sera ospite a Ring. Venezia in lutto per la morte di Virginia Gattegno, scomparsa a 98 anni. Era l'ultima sopravvissuta veneziana alla Shoah. In occasione del giorno della memoria era stata celebrata con uno spettacolo al Teatro La Fenice. Accordo tra Comune e Intesa San Paolo, il Conservatorio Pollini di Padova verrà restaurato, fine lavori 2024, una storia lunga 142 anni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la crisi tra Russia e Ucraina, l'escalation crea preoccupazioni in tutto il mondo. L'auspicio del presidente del Veneto Luca Zaia, che segue l'evolversi della situazione, l'auspicio è quello che si possa continuare sulla strada della mediazione e sulla strada della diplomazia. Preoccupazione, io spero che alla fine si trovi la quadra. Si sono attivate molte realtà internazionali con questo ruolo di mediazione, di voler fare i mediatori internazionali, e spero vivamente che l'ostinazione e a volte anche la poca lucidità non porti a vedere nascere un nuovo conflitto bellico. Non ne abbiamo bisogno e comunque in generale non li vogliamo vedere. Il presidente Zaia spera nella mediazione per risolvere la crisi in Ucraina. La mossa a sorpresa del presidente russo Putin, che ieri sera durante il discorso alla nazione ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, ha portato ad un'escalation di tensioni nel cuore dell'Europa. Una situazione in continua evoluzione che non solo la politica ma anche il mondo economico segue con grande apprensione. Le conseguenze su famiglie e imprese potrebbero essere pesantissime. La Germania e l'Italia sono le due maggiori potenze manifatturiere d'Europa e sono quelle che hanno da perdere di più. Sono i paesi anche che maggiormente dipendono dalla Russia in termini energetici, è inutile nasconderlo. Le prime sanzioni, quelle di qualche anno fa, hanno avuto un impatto molto importante. Adesso ci stavamo riprendendo e purtroppo si ricade. Oltre che poi a quelle che sono le conseguenze di queste tensioni che vanno a gravare sul caro bolletta. Ucraina e Russia sono due partner commerciali dell'Italia e delle imprese venete cruciali per molti settori. Con la Russia noi esportiamo quasi €1 miliardo come Veneto e con l'Ucraina siamo sull'ordine dei 260 milioni. E più settori sono interessati, cioè dal settore calzaturiero all'abbigliamento, al settore agricolo, al settore del metalmeccanica. Quindi ci sono settori anche strategici per la nostra economia. Che per esempio anche in Russia l'occhialeria vende molto. Io l'altro giorno ero fuori con un grosso imprenditore veneto che mi ha proprio detto: io sono preoccupato perché se succede qualcosa in Russia noi abbiamo grosse produzioni che vanno proprio in Russia. L'aumento di costi di gas ed energia insieme a quelli di materie prime come mais e grano rischiano di gravare anche sul mondo dell'agricoltura. Le sanzioni internazionali che vanno a toccare quello che è un po' il granaio d'Italia potrà anche essere il granaio del mondo, non d'Italia, potrà essere anche assolutamente collegato a dei riflessi sul valore delle materie prime agricole, non ultime le granaglie e le commodities in genere. E sulla crisi in Ucraina interviene anche il senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che spiega su come nel lungo periodo l'Italia debba puntare sull'autonomia energetica con una serie di interventi. Anche Andrea Ferrazzi, senatore veneziano del Partito Democratico, interviene sulla crisi in Ucraina. Certamente è un atto doveroso chiedere la presenza del governo in aula per spiegare la situazione, soprattutto per
spiegare che cosa immagina il governo di fare. Ovviamente non lo potrà fare da solo, lo dovrà fare concertando l'intervento con tutte le forze democratiche occidentali. Necessario, dice, pensare alla necessità di un'indipendenza energetica dell'Italia da attuarsi con una serie di interventi. Il primo di quale è una grande politica energetica a livello europeo. È una politica energetica a livello europeo che si deve sviluppare su due binari. Il primo è quello di breve periodo, di costruire immediatamente delle alternative del gas rispetto al gas russo. Ci sono possibilità, ci sono già gasdotti in costruzione. Grazie a Dio abbiamo dato l'addio un paio di anni fa alla TAP e quindi a quel gasdotto che arriva dall'Azerbaigian e che è in grado, in potenza, di portare il 20-30% nel nostro paese del consumo energetico del gas annuale. Altri progetti sono in corso, per esempio con alcuni paesi del nord dell'Africa, mi riferisco in particolare all'Egitto, mi riferisco poi in particolare al Qatar. C'è poi tutto l'elemento del gas naturale liquefatto, cioè quello trasportato attraverso le navi, che ha un costo addirittura minore nel trasporto oggi rispetto ai gasdotti, e che è un altro degli elementi da valutare. Poi nel lungo periodo è tutto evidente che questa crisi racconta una cosa fondamentale che, come lei sa, mi sta a cuore tantissimo. Siamo alla cronaca. Rinviato a giudizio il pensionato trevigiano Sergio Miglioranza, accusato di aver appiccato l'incendio della sua abitazione di paese per uccidere la moglie e l'amica che era con lei e riscuotere l'assicurazione da quasi 1 milione di euro. Andrà a processo Sergio Miglioranza, il 71enne di paese accusato di aver volontariamente appiccato l'incendio alla sua abitazione di Castagnole nel giugno del 2020, in cui trovarono la morte la moglie Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, 74 anni, di Breda di Piave. Il Tribunale di Treviso ne ha disposto il rinvio a giudizio e, visti i reati pluriaggravati di cui dovrà rispondere, non è stato possibile per la difesa, rappresentata dall'avvocato Rossella Martin, chiedere riti alternativi e quindi sconti di pena. Miglioranza rischia l'ergastolo, è accusato di duplice omicidio pluriaggravato e premeditato, incendio doloso, violazione dei sigilli apposti dalla magistratura e tentata truffa ai danni dell'assicurazione, dal momento che di lì a poco cercò di riscuotere il premio di 950.000 euro. La pubblica accusa, l'udienza odierna, la dottoressa Andreatta, ha fatto un excursus, un riepilogo di tutti gli elementi di prova, con tutti convergenti a suo modo di vedere nei confronti dell'imputato. Vigili del fuoco, carabinieri, l'ingegnere nominato quale perito che ha preso visione dell'immobile. Ecco, tutte quanti convergono in maniera abbastanza certa nei confronti dell'imputato. Certo che, come dicevo, è doveroso attendere una sentenza di condanna prima di poter parlare di vero e proprio colpevole. La prima udienza in Corte d'Assise è fissata per il 1 luglio. In quella sede chiederanno di costituirsi parti civili proprio la nipote della moglie di Miglioranza, attualmente all'estero, i parenti della Sandre e la Vittoria Assicurazioni. Qual è l'aspettativa dei parenti? Ma non è che ci siano aspettative dal punto di vista risarcitorio, diciamo c'è più una volontà da parte della mia assistita e dei parenti dell'altra vittima che venga fatta giustizia. Miglioranza si professa da sempre innocente. La difesa in sede dibattimentale cercherà di smontare quelle che la procura porta come prove principali, dai punti di innesco più d'uno in diverse parti della casa e della proprietà circostante, al tentativo di riscossione del premio assicurativo pressoché immediato. Al 71enne, attualmente agli arresti domiciliari, il PM contesta anche la crudeltà, dal momento che l'unica via di fuga è risultata bloccata. Alla fine orrenda, perché passare dal sonno a trovarsi chiusi dentro una casa col fuoco che li divora, un invidio alla collega che difende l'imputato. 2 anni di Covid dopo i casi di Vo, dove ieri si sono proprio celebrati questi 24 mesi, la provincia di Venezia era stata la prima nel 2020 ad essere stata colpita dal contagio. Accadeva proprio il 22 febbraio, tra i primi provvedimenti urgenti la sospensione del Carnevale di Venezia. Il veneziano è stato colpito subito dopo Vo, il giorno successivo, il 22. Questa azienda era già in prima linea che combatteva questa battaglia
che ormai si vede impegnati da 2 anni. 2 anni fa, poche ore dopo il tracciamento del primo caso di Covid in Veneto a Vo, la scoperta a Mira del primo contagiato nel veneziano, seguita dall'individuazione di altri 2 positivi nel centro storico di Venezia. Uno shock che aveva portato tra l'altro all'immediata sospensione dei festeggiamenti del Carnevale di Venezia in una città ancora stracolma di turisti. Si parlava di tante cose ma non si sapeva praticamente nulla, c'era tanta insicurezza e qui va ringraziata la grande operazione di coordinamento che ha fatto la nostra regione fin da subito, quando non avevamo armi, quando non avevamo nulla per lottare contro il virus. Oggi, dice il direttore generale dell'Ustra Edgardo Contato, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Attraverso un'imponente opera di vaccinazione, in appena 1 anno si è sostanzialmente riusciti a mettere in sicurezza la stragrande maggioranza della popolazione dalle conseguenze più serie del Covid. Una macchina organizzativa già pronta ad entrare in funzione prima che arrivassero le dosi. Il momento più difficile forse è stato quando eravamo in grado di vaccinare e non c'erano vaccini. Questo è stato veramente un momento drammatico perché si sapeva che potevamo veramente fare la differenza in quel momento e non avevamo le armi per combattere. Nella provincia di Venezia si sono contati più di 200.000 contagi che nel territorio dell'Ustre hanno portato ad oltre 1.900 decessi. Una tragedia che però, se non altro, ha contribuito a rendere più solida la nostra sanità. Se noi non facciamo esperienza da quello che abbiamo vissuto saremo proprio degli stolti. E qui abbiamo imparato tante cose, per esempio che per fare la sanità occorrono i medici e gli infermieri e ci siamo resi conto della grande necessità di competenze che abbiamo nell'ambito della sanità proprio per far fronte a momenti anche critici come questo. Fondamentale nella lotta al Covid il vaccino e ora ci si interroga, la scienza si interroga sull'opportunità o meno di effettuare la 4ª dose. Ieri sera ospite a Ring il presidente AIFA, il professor Giorgio Palù, che ha detto per la 4ª dose meglio attendere. Le 3 dosi sono il completamento di un ciclo vaccinale. Se sappiamo, guardiamo anche i nostri figli, tutti hanno 3 dosi, la maggior parte dei vaccini ha 3 dosi. Perché? Il tempo zero è, lo stimolo iniziale, quindi il trigger. A 1 mese c'è il cosiddetto richiamo, che è una specie di sfida, il challenge, quindi si attiva la risposta immunitaria. E dopo 6 mesi, 1 anno, la 3ª dose, il cosiddetto booster, amplifica la risposta. Quindi se dobbiamo pensare a una 4ª dose, che non può essere un altro booster, perché i booster, come ho detto, si fanno tra 6 mesi e 1 anno, quindi aumenta solo di poco la risposta cosiddetta effettrice, cioè i linfociti B e T che rispondono immediatamente, ma non le cellule memoria, anzi il nostro organismo può considerare che questo antigene è un proprio antigene e quindi ipoergico, risponde meno. Quindi ci sono motivi immunologici, epidemiologici e quindi è meglio attendere, soprattutto in una fase come l'attuale di decremento significativo, e vedremo questo autunno, perché in questa fase, che andiamo verso la bella stagione, un virus a diffusione aerea ha poche possibilità di diffondersi. Stato di emergenza e Green Pass, secondo il presidente Zaia, a marzo potrebbero essere eliminati. Il Green Pass è un tema nazionale. Io vi dico che, ma l'ho già detto in tempi non sospetti 1 mese fa, che con questi dati la vedrei un po' complicata a rinnovare lo stato di emergenza dopo 31 marzo, spero si finisca. E questo vorrebbe dire anche che ne siamo usciti, ne stiamo uscendo, è iniziata la fase della convivenza, anche oggi abbiamo 6.000 contagiati e l'ospedale che è in calo, siamo a 1.300 pazienti, direi assolutamente bene. L'auspicio è che a fine marzo non venga rinnovato lo stato di emergenza. Il governatore Luca Zaia però non entra nel merito della polemica sull'eliminazione del Green Pass come richiesto dalla Lega Nazionale. In visita a Padova ai laboratori del VIM, l'Istituto di Medicina Molecolare, eccellenza nel campo della ricerca, Zaia ha commentato i dati odierni dei contagi e l'esigenza di guardare al futuro della sanità. Dai vertici della Fondazione di Ricerca Biomedica Avanzata l'appello invece a che i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano destinati in parte anche alla ricerca. Va una volta per tutte stabilito che ricerca per questo Paese è la base dal punto di vista anche economico. Allora, se
la politica, se l'amministrazione non si rende conto che deve sostenere la ricerca, veramente siamo in difficoltà. È questo che chiediamo noi alla politica. La ricerca infatti deve essere considerata come un'azienda che crea occupazione e il frutto del suo lavoro dà benefici a tutti, ha detto Francesco Pagano, presidente del VIM. Qui lavorano circa 200 ricercatori. Zaia ha spiegato che in Veneto arriveranno 20 miliardi e mezzo del PNRR, ci sarà dunque spazio per progetti, ma prima si deve capire le ricadute cliniche delle ricerche. Noi facciamo tutto l'impossibile, nel senso che sulla base di progetti noi ci siamo con VIM, ci siamo anche con altre realtà. Piuttosto direi che questo paese deve decidere di investire sempre di più in ricerca. Ce lo dimostrano altri paesi che sono molto più innovativi, perché poi dalla ricerca clinica nascono start-up per attrezzature che si usano nella clinica, piuttosto che delle attività, pensate al settore biomedicale e alla farmaceutica. Quindi è fondamentale capire che dalla ricerca poi parte tutto un sistema virtuoso che va anche oltre la cura del paziente. La politica con le tensioni in casa Lega, resta nel mirino espulsioni. Gian Antonio D'Arè, che ieri sera ospite a Ring, ha confermato le sue critiche ai vertici del partito e la necessità dei congressi. Con Salvini intanto un recentissimo colloquio. Ma è vero che c'è stata una telefonata tra lei e Salvini? Sì, ci siamo sentiti. Dal Veneto alla Lombardia, via cellulare per chiarirsi. In casa Lega sono le complicate settimane dei ribelli attenzionati da via Bellerio e il più illustre di tutti è certamente l'europarlamentare D'Arè, che ha chiamato il segretario federale per smentire, almeno dal suo punto di vista, la notizia di una riunione carbonara tra i leghisti vicini all'espulsione da Pettenà a Bano. Allora ho chiamato Salvini, dove gli ho chiaramente detto: guarda, leggo sul giornale questa notizia, ti posso confermare che io sabato sono a sciare. Resta in piedi però quel procedimento a suo carico per l'esternazione degli ultimi mesi, su tutti l'aver definito di insostenibile ambiguità la politica di Salvini sui vaccini, parole sulle quali D'Arè non torna indietro. Confermo che la confermo in pieno. Cioè che la Lega ha avuto o Salvini una direzione così un po'... Sulla pandemia non avevamo la stessa linea politica, e comunque che era la linea quella mia e quella dei governatori. Ma quella sui vaccini è solo la punta di un iceberg di critiche che D'Arè ha da tempo indirizzato a via Bellerio, obiezioni nettamente politiche. In un momento in cui la Lega chiaramente ha delle difficoltà, non si può... Si deve vedere, cioè andare a analizzare il problema di questi focolai. Perché il problema c'è. C'è un problema, questa insofferenza, questi congressi che tardano ad arrivare, e quindi c'è questa insofferenza della base che va analizzata e magari risolta. E a proposito di congressi, per la futura guida della Lega in Veneto c'è già un nome forte sul piatto. Marcato, giusto che faccia il segretario della Lega o il candidato? Il lui segretario? sia candidato, ma penso che Treviso abbia delle ottime chance. Chi potrebbe essere? Ce ne sono tanti. E poi le elezioni amministrative a Verona, la delicata partita del centrodestra con la Lega che ha dato il via libera definitiva al sostegno al sindaco Federico Sboarina di Fratelli d'Italia, ma all'appello manca Forza Italia, che invece vorrebbe sostenere l'ex sindaco Flavio Tosi. Il primo cittadino Sboarina sottolinea la necessità di evitare divisioni nell'alleanza di centrodestra. Io penso che il centrodestra, che ha avuto oggettivamente dei confronti molto accesi a livello parlamentare in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, ma in realtà la maggioranza di questo Paese, le nostre comunità, anche e soprattutto in questi territori, basta vedere le elezioni regionali 2 anni fa, ha dato sempre una chiara risposta a dov'è la collocazione. Quindi dobbiamo andare avanti su questa direzione. Il fatto di condividere valori, programmi, progetti, idee. Noi siamo molto più omogenei nel centrodestra rispetto, io lo vedo sia nella mia città, ma lo si vede anche a livello nazionale, in un centro-sinistra in cui c'è dentro più o meno tutto il contrario di tutto. Poi amministrare è una cosa complicata, e se tu hai tutto il contrario di tutto non troverai mai una sintesi per fare bene della tua comunità. Nel centrodestra c'è molta più omogeneità. Su questa omogeneità di programmi noi stiamo lavorando e lavoreremo anche per i prossimi 5 anni. Al di là di quello che c'è stato, insomma, di confronti anche accesi, ma dal punto di vista amministrativo, progettuale, valoriale, io non ho mai avuto problemi, proprio perché la maggioranza di centrodestra è una maggioranza molto omogenea, che ha un percorso ben definito e nel quale le nostre comunità si riconoscono. Noi non dobbiamo commettere l'errore di non presentarci uniti rispetto ad una comunità, ad un popolo
a tanti veneti, a tanti veronesi, a tanti italiani che quello ci chiedono. Flavio Tosi fa parte di questo progetto oppure un altro tipo di centrodestra? Adesso non ho capito di cosa faccia parte, sinceramente. A Verona ci sarà una competizione tra il centrodestra e il centrosinistra. Insomma, Flavio Tosi mi sembra che negli ultimi anni sia passato un po' da tutto, dal contrario di tutto. Non è un problema mio, evidentemente. Io penso che il centrodestra, che si sta aggregando sulla mia candidatura praticamente tutto, si confronterà con il candidato di centrosinistra, perché quella sarà una partita sostanzialmente a due. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta, è morta oggi a Venezia Virginia Gattegno, 98 anni, ultima sopravvissuta alla Shoah della città lagunare, lo annuncia il presidente della comunità ebraica Dario Calimani. Mia madre, come tanti sopravvissuti, non è riuscita a raccontare, non voleva raccontare, non poteva raccontare, anche perché era qualcosa di troppo grande da raccontare, anche con la paura di non essere creduta. Virginia Gattegno è scomparsa oggi all'età di 98 anni, lo ha annunciato il presidente della comunità ebraica Dario Calimani. Come aveva raccontato la figlia Donatella poche settimane fa al termine di uno spettacolo tratto dalla vita della madre in occasione del giorno della memoria al Teatro La Fenice, per l'ultima deportata veneziana nel campo di concentramento di Auschwitz ancora in vita non era stato facile raccontare la sua esperienza. Aveva 21 anni quando arrivò al campo di concentramento nazista con la mamma, la nonna, 2 fratelli e la sorella Lea, l'unica ad essere sopravvissuta assieme a lei, e ci sono voluti molti anni prima che iniziasse a raccontare quella terribile esperienza che poi è diventata un libro e un reading teatrale. Io e mia sorella sapevamo benissimo che era una sopravvissuta di Auschwitz, ma era qualcosa che rimaneva lì e non se ne parlava. E poi nel tempo, grazie anche anche degli insegnanti, a delle istituzioni illuminate che hanno poi iniziato ad interessarsi finalmente all'argomento, a parlarne, eccetera, ha iniziato una serie di interviste, di interventi nelle scuole, e lì via via sempre di più. Non solo per Venezia ma per tutto il Veneto, ha detto il presidente della regione Zaia, da oggi viene a mancare una testimone diretta che ha provato sulla sua carne la più grande tragedia del XX secolo. Anche nel suo ricordo si fa più alto il debito d'onore di tenere sempre viva la memoria della Shoah. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricordato come Virginia Gattegno non avesse voluto cancellare il numero di matricola che al campo di concentramento le avevano impresso sul braccio. Come un documento per l'umanità, diceva, e un monito alle future generazioni. Oggi, ha concluso Brugnaro, tocca a noi raccogliere la sua eredità tenendo a mente il suo appello. Aule senza prese di corrente, con buchi nel pavimento coperti da tappeti, barriere architettoniche, mancanza di un ascensore per trasportare strumenti musicali ingombranti. Il Conservatorio Pollini nel centro storico di Padova verrà finalmente restaurato e ampliato. Il Conservatorio Cesare Pollini esiste dal 1878. Oggi ospita oltre 700 studenti e quasi 100 docenti. L'attuale sede di via Eremitani venne dichiarata provvisoria 51 anni fa. Finalmente sarà restaurata grazie a un accordo tra il Comune di Padova, Intesa San Paolo, e il Conservatorio stesso. L'acustica delle aule verrà migliorata sia all'interno che nell'isolamento acustico. Nuovi pavimenti, gli infissi interni e esterni, saranno rifatti gli impianti termici e di condizionamento. Sarà sistemata la scala monumentale che collega i vari piani, quella esterna e il cortile. L'edificio verrà adeguato alle norme antisismiche e nel superamento delle barriere architettoniche, con l'installazione di un ascensore di grande capienza che permetta lo spostamento anche di strumenti musicali ingombranti. 1.800.000 euro li metterà la banca, come ha confermato il consigliere delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina, intervenuto in videocollegamento alla presentazione del progetto. 1 milione il Ministero dei Beni Culturali. Un conservatorio di livello internazionale,
con i servizi di all'altezza, insomma, perché noi abbiamo bisogno di aule studio. Spiegavo prima che abbiamo studenti che vengono dall'estero, ma se poi non gli do le aule per studiare nella stanza che hanno in affitto, magari condivisa con un altro studente, come fanno? È impossibile. Quindi logicamente se non ci sono i servizi non vengono neanche gli studenti. Al termine dei lavori, previsto per il giugno 2024, le aule di studio passeranno da 50 a 80, perché Intesa San Paolo restaurerà Palazzo Foscarini, di sua proprietà, adiacente al Pollini, 2400 metri quadri su più piani del 1625, che in passato ospitò l'esattoria comunale. Una parte di Palazzo Foscarini verrà destinata al conservatorio. Il conservatorio raddoppia in 2 anni, e cominceranno a giugno-luglio i lavori, sono 2 anni di tempo. Nell'essere un conservatorio al passo coi tempi, avete sentito in termini tecnici come lo spiegava prima il direttore, verrà veramente un grande conservatorio e potrà essere fatto anche, potranno arrivare altri musicisti. Prima di salutarvi vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e Telenord-Est sul 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Ve li ricordo: 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Telenord-Est. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Ennesima rimonta anticiclonica verso il Mediterraneo centrale. Avremo dunque condizioni meteorologiche segnate da stabilità atmosferica. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 febbraio. Sul Veneto la giornata trascorrerà con il bel tempo, come vediamo dalla grafica. Tanto sole un po' su tutti i settori, ottima visibilità sia in montagna ma anche in pianura. Non sono attese piogge. Diamo uno sguardo alle temperature, minime comprese tra lo 0 e i 4 gradi, massime estremamente gradevoli invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca, dunque clima con connotati per nulla invernali. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento, il cielo sarà terso e limpido ovunque. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia il contesto, anche qui non sono previste precipitazioni, il sole sarà assoluto protagonista. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 14-15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.